Bella raga, ciao a tutti dal Comendone veneziano, seconda tappa del Giro del Mondo e oggi lasciamo già l'Italia, ci torneremo presto perché comunque ripeto sarà un Giro del Mondo dove toccheremo più volte le stesse nazioni però da punti diversi proprio per poter non rendere il giro noioso, cioè fare tutto diciamo in ordine seguendo una logica normale, noi non siamo normali quindi non la seguiamo. La tappa 2 è Fiumicino, chiaramente che siamo arrivati ieri, a Il Cairo, ragazzi. Quindi andiamo in Egitto ed è una rotta anche lunga, la più lunga finora. E mi dai magari i dati? Niente, non vuole darmeli, perché scusa? Io vorrei i dati, grazie. Ok, scusate. Sono 2 ore e 38 di volo, 1199 miglia. Veramente un volo con i contro cojones. Quindi partiamo dal Gate e andiamo chiaramente di ILS. Proviamo la 5R, vediamo com'è. Ok, ci può stare. Ci può stare, poi sarà bello andare a vedere il Cairo, le piramidi, il Nilo, tutte queste cose qua. Ma intanto concentriamoci su Fiumicino e il Cairo, ci godiamo Roma con il drone e sarà un volo veramente importante. Ok, con questo volo sono 2 ore e 38. Perfetto. Buono ragazzi, spariamo il Roma e dopo partiamo con il volo. La meravigliosa Roma e adesso possiamo partire. Questa parte ragazzi per il momento la faccio fare al copilota perché deve fare anche lui qualcosa ragazzi, cioè nel senso, proprio non può fare niente sinceramente.
Sta piovendo leggermente a Roma, eh. Pioggia leggerissima, ma c'è. Q-Menda 7. Q-Menda 7, devo ricordarmi, cazzo. 14.000, si parte con un 14.000 arrogantissimo. Era molto molto arrogante. Allora, Tink e Tic. Ringrazio tutti per il supporto, siete anche troppo buoni. Mi scuso sempre con chi magari pretende essere un professionista, ma non lo sono. Cerco... Sì, scusami, hai ragione. Vedete che avete consigliato anche una cosa per il discorso dell'orologio, adesso vediamo se funziona. Ok. Allora. Ok. Ora facciamo suolo intanto, servizi a terra. Io direi intanto. Posso fare niente? Allora, richiedi connessione. Aspetta, c'è sempre una mia, diciamo. Io cerco di fare le cose reali, ma so che sto facendo degli errori. Io cerco di ricordarmi cosa avete scritto voi, ma non è semplice. Boh. Servizio bagagli. Dobbiamo cercare di fare un mix tra realismo e divertimento. Se no, non è... Bene, dopo li perderemo in Egitto, ma va benissimo. E... catering, perfetto. Ho messo il meteo reale, il meteo reale, sono le 10, però ho messo il traffico della CPU. Ok, perfetto. Qua aspettiamo. Cioè, guardate che bello, però è tempo un po' del cavolo rispetto a ieri. Bellissimo questa skin, mi piace tanto. Oh, siamo in un gate proprio maledetto, mamma mia che sfiga, oh. Qua c'è anche una livrea ufficiale, però voi non capisco, ci sono delle livree fatte bene, altre di default, non si capisce one math, però qua nessuno arriva, ho messo 60% di traffico, non vedo molto, sinceramente, vabbè. Ora l'hanno fatto, allora qua chiediamo la disconnessione. Perfetto. Qua entriamo un attimo. Allora, un mio caro iscritto mi ha detto che comunque mettendo solo la parte, diciamo, estetica, cioè non funziona, diciamo, come la realtà, però comunque noi mettiamo questa cosa che dà, insomma, quel tocco in più, dai, facciamo qualcosa, insomma, perché ho sempre paura di se a metà lo spacco fuori tutto non è tanto simpatico e non mi sento ancora, diciamo, pronto per queste cose, ragazzi. Va bene. Quindi qua ok. Va bene. Comunque, guardando un po' Roma, un'altra città splendida, cioè, ragazzi, l'Italia ha le città più belle del mondo, una roba. Adesso, per carità, quando vedremo le altre saranno comunque belle, però ne abbiamo tantissime da vedere, però comunque uno spettacolo, c'è poco da fare. Q-Menda 7, Q-Menda 7.
Allora qua mi hanno detto richiedi il pushback, però di aspettare per il discorso virato a togliere il freno di parcheggio, perché io vi ascolto ogni tanto su qualcosa. E dopo devo chiedere la sterzata a sinistra. Vediamo se fa così. Perché se no vado a sbattere contro le cose, insomma non è simpatico. Io sto cercando di capire se c'è qualche aereo, ma... l'unica cosa che veramente non vedo è il traffico in questo momento. E non capisco il perché, sinceramente. Cioè, non so, forse sbaglio io qualcosa nei settaggi, però non mi... Oh, perfetto. Ma quanto siete meravigliosi, cazzo. Quanto vi amo, va più veloce. Ed è giusto così. La virata la chiediamo dopo. Siete meravigliosi. Guarda che roba. Fa paura, cioè, sembra di essere proprio a Fiumicino. Cioè. Pioggia leggera, che va... Un godimento inaccettabile, secondo me. Secondo me è inaccettabile, ripeterò sempre, fino allo svenimento. E adesso quando siamo sulla riga gialla facciamo la sterzata. Così è decente, se no... Vai, sterzata a sinistra. Buono. Vabbè. Sto godendo, signori. Grazie, adesso non mi ricordo il nome di chi mi ha scritto questa cosa, ma è un figo a priori. A priori è un figo. Ok, direi che può bastare. Grazie, caro. Buono. E ora adesso possiamo andare. Intanto mettiamo... Ok, freno di parcheggio. E cominciamo con l'avviare il motore, che vorrei anche partire, grazie. Devo aspettare finché non è stabilizzato il tutto, perché sennò so cazzi. Ora facciamo gestire a lui le comunicazioni radio. Siamo a posto, ciao. Sarà un volo lungo, quindi è chiaro che farò parecchi tagli dopo, cioè farò vedere, diciamo, se sono punti importanti, punti belli, però non è che posso far vedere tutto il volo, perché sennò veramente, cioè, sono 2 ore e mezza di volo, non sono poche. Qua non consiglio per chi vuole fare come me, non ha voglia di fare tutte le procedure, perché comunque cerco di imparare da solo, perché se comincio a fare nel video diventa lunga, secondo me. Non cliccate mai completo automaticamente qua e non forzare la cosa, perché sennò l'aereo va in pappa. Quindi questo è il mio modestissimo consiglio di un Cume che comunque... Ok, pagina completata. E chiudiamo con questo. Fatto. Ok. Adesso posizione superiore. E cominciamo sto benedetto rullaggio. Piove leggermente, continua sta pioggerellina romana. Chiaramente per fare il come si dice, per vedere la città cambio il meteo, ovviamente, perché con la pioggia non si vedeva niente. Che cazzo di... cioè il drone serve a poco con la pioggia. Onestamente mi avete detto che sono un po' bruttini i tergicristalli, non li uso, se... Ecco, il nostro modo di rullare non è proprio strepitoso. Qua non capisco veramente i voli fermi. Questo forse sta dicendo qualcosa? Boh.
Quello però è alle lucine. Non lo so, ragazzi, non lo so. Lo capiremo un giorno, forse. Qua diciamo che l'aeroporto di Fiumicino non è piccolo. Pensa quando saremo tipo a Schiphol o Schiphol in America. Ci mettiamo 30 anni, però va bene, insomma. Mamma mia, lunghetta, eh. È lunghetta. Vai di esternazza perché è giusto, perché è giusto. Ma, non so. Speriamo sia proprio uno dei primi add-ons del traffico reale con tutte le compagnie, tutto ufficiale, lo compro subito, penso che è la prima cosa che faccio. Perché sinceramente è troppo un po' deserto, cioè aeroporti un po' deserti sinceramente. Guarda che, ma come è fatto il metro è incredibile, la pioggia, cioè non è facile, o fai pioggia o non fai pioggia, ma fare queste goccioline che cadono ogni tanto, a mio parere è stupendo. Guarda, mettiamo per... Cioè così, però boh... Vabbè, dai, che fai? No dai ragazzi, la cosa più bella del simulatore è questa, cioè Tergicristalli Simulator, simula la vita di un tergicristallo su Fly Simulator. È qualcosa di epicus. Comunque sto come si dice, benchmarkando, lasciatemi questo termine un po' curioso, con tanti giochi, no? Cioè, è paradossale come in 4K, Liberty 2 non posso giocarlo in 4K perché veramente non ho proprio per niente fluidità, ma per esempio un gioco come Euro Truck Simulator è più pesante comunque di Fly Simulator, cioè, capisco le ottimizzazioni, però è alquanto bizzarra la cosa, ecco, lasciatemi almeno questo. Pioggia romana. Vediamo effettivamente, adesso mi sparo con il tablet un attimo, aspetta. Non ho una casa grande, però ho tanta roba e quindi... Aspetta che... Posso fare le cose in diretta con voi. Allora. Aspetta. Allora, Fiumicino. Meteo. Effettivamente nuvoloso con una gocciolina di pioggia. Ok, beh, preciso, questo è importante. Sono proprio praticamente più, però qualche goccia. Dopo tanto si fermano da soli, quindi chi se ne fotte. Però almeno facciamo un po' di scena, dai. Pensa con le tappe inglesi, sarà diluvio ogni giorno. Fiumenda 7 lo trovate quando scegliete l'aereo, potete scrivere quello che volete. Boh. Flaps. E andiamo. Inizia la seconda tappa del Giro del Mondo. Destinazione il Cairo, Egitto. 2 ore e mezza di volo. Ok signori, si va. Lasciamo Roma. Che Roma-Venezia sarà l'ultima tappa, questo ve lo posso già dire.
ci rivecchiamo tra un bel po', cara e meravigliosa Roma. Ho messo più carburante anche perché se no non arriviamo, vediamo se ci saranno problemi dopo. Ok, carrello su, stai buono, e qui, ok, sinceramente sono proprio curioso di vedere flaps. Ok, esternato subito. Salutiamo Fiumicino e Roma. Guardate, con solo nuvole, pioggia leggera, in 2K, tutto a ultra, fluidità perfetta. Si può avere una fluidità anche migliore, ma non voglio perdere grafica sinceramente. Cioè, se non registro è tutto stra perfetto, quindi voglio dire, chi se ne fotte. Vai, siamo in salita. Adesso ci mamma mia, non si vede nulla. Ok, salire, mantenere 290. Boh, quello che non capisco però, e se c'è il ragazzo della prima tappa me lo può spiegare. Cioè, è ok che non ho il problema del guasto, però io vorrei comunque avere la possibilità di vederlo esteticamente il ghiaccio e poterlo togliere con quei cacchio di anti-ice. Cioè non ha senso sinceramente, secondo me, nel senso, non voglio il danno perché non voglio morire male, però voglio vedere almeno che cioè, deve congelarsi e scongelarsi, diciamo così. E qua siamo, ragazzi, mi dispiace, ma la parte di Roma mi ha visto proprio poco. Meno male che, insomma, questa idea che mi è venuta di fare prima alla scoperta e dopo fare il volo è buona, perché sennò, cioè, veramente si è visto ben poco di Fiumicino e Roma. E vabbè, dai, adesso vediamo qua con la mappa, orientiamoci anche con la mappa. Scusa. Ah, ok, si sta. No, perché? Ma dove cazzo stiamo andando? No, ve lo giuro, un momento di panico c'è stato. Ma dove cazzo siamo? Ok. Ma manco male, perché. Cioè, qua per più zoom più te la dà sbagliata, diciamo, però. Abbiamo fatto ben poca strada, siamo partiti così, abbiamo girato. Ci ha messo più a fare sta roba che tutto il resto. Importante. Mamma mia, ragazzi, è un po' nuvoloso, cioè, con tutto quello che c'è, perché nuvole sono tra le cose più pesanti in assoluto. Andare così è veramente tanta roba, raga. Però non si vede un cacchio, mi dispiace. Guarda che roba è, no, ma condizioni veramente comediane come al solito. Siamo in salita per 370. Ok, tra crociera, meteo perfetto. Veramente in Italia c'è una bella perturbazione. Vabbè, adesso possiamo rilassarci e niente, fare un pisolino e ci becchiamo tra un bel po', perché finché sono queste condizioni, onestamente anche ha poco senso prevedere qualcosa, perché ci sono solo nuvole purtroppo. Si vede molto. 10:30, siamo in volo da mezz'oretta circa, qualcosa meno, anche secondo me 25 minuti, e il tempo è un po' migliorato finalmente, decisamente.
L'unica roba è che il ghiaccio comunque rimane. A questo punto tolgo la parte, allora tutte le nuvole sono qua. A questo punto leviamo la parte estetica, perché se deve rimanere sempre ha poco senso secondo me. Cioè non è molto reale. Quindi vabbè, la prossima tappa lo leviamo. Qua siamo, non manca tanto, ce ne andiamo dalla nostra cara Italia. Bello però. Scenari incredibili, mozzafiato proprio. Dai, che prima tappa veramente diciamo lunghetta del giro. E sono solo la tappa 2, TC di Atene. Abbiamo lasciato da un bel po' l'Italia, da 20 minuti, anche 25. E ci siamo qua proprio in pieno Mediterraneo. Sempre col ghiaccio, che bello. Vedo di toglierlo adesso sinceramente, se riesco meglio, perché è assurdo. Prendo bene. Il tempo adesso è perfetto, non sono riuscito a togliere, cioè non c'è la possibilità di non vederlo, quindi o c'è o solo estetica. Quindi qua adesso non so se effettivamente può essere che ci sia ancora il ghiaccio qua sulla coda, non lo so, non capisco sta cosa sinceramente. Però adesso il meteo è veramente perfetto, tutte le nuvolacce sono alle spalle, guardate che bello qua. Adesso così diciamo siamo tranquilli, abbiamo poco da fare in questo momento per i voli lunghi e così, tanto un po' di tablet, 2 cioccolatini, aspetta, le hostess, cioè cose da fare ce ne sono durante comunque la crociera. Adesso siamo qua, belli tranquilli, traffico comunque zero, quindi ho provato il traffico della CPU, non c'è niente praticamente. Non lo so sinceramente, vediamo. Sì, zero proprio. Boh, devo capire un po' il discorso traffico, perché è bello sentire e vedere anche gli altri aerei. Se non erro stiamo sorvolando l'isola di Creta adesso, siamo all'aeroporto teoricamente qua. Non vorrei dire cavolate, ma guarda, il ghiaccio ormai c'è ovunque. Questa però è notevole. Fai gli screen. Bellissimo veramente. C'è tanta differenza tra alto e ultra secondo me però, Qua il tempo è veramente perfetto. È quasi mezzogiorno. E non manca secoli, Adesso dobbiamo fare questo qua, dobbiamo arrivare a Tansa, poi a Snir, dai, insomma non manca pochissimo, però più della metà della rotta è stata fatta, insomma, questo è importante. Pian pianino arriviamo, ragazzi. Comunque ragazzi, adesso vediamo, perché la prossima tappa, dai, adesso vi faccio diciamo un'anticipazione che però non è detto che sia sicura, cioè però teoricamente vorrei fare, però dopo me la studio bene ovviamente, comunque accetto consigli assolutamente. Adesso Roma, il Cairo, da il Cairo tornare su a Istanbul, poi da Istanbul Atene, così non è per il Milan ragazzi, da Atene tornare in Italia a Napoli, Napoli Milano e poi cominciare
diciamo la parte dove può essere la Francia, la Spagna, l'Austria, quelle parti là. Questa può essere una bozza di come voglio fare il giro per, ripeto, stare sempre sul pezzo, nel senso non stare troppo su una nazione e ritornarci. Ci sono altre città belle, per esempio Turchia più di Istanbul, io quantomeno non ho interesse, e quindi può essere un'idea, quindi andare giù per Atene, poi tornare su a Istanbul, andare verso ovest ad Atene, da Atene tornare in Italia a vedere Napoli, che insomma vale la pena. Chiaramente l'Italia per noi ha, come si dice, un valore leggermente importante, quindi più ne vediamo meglio è dell'Italia. E Napoli fare Milano e poi da Milano cominciare magari il centro Europa in maniera massiccia. Ecco, questa può essere l'idea. Devo mantenere 2007. Però dovrei... ecco, grazie. Vado così adesso. Ok. Ormai ci siamo, raga. Mamma mia, mi mancavano voli così lunghi, 2 ore e 40, cazzo. Porca trota, non mi è partita la registrazione, scusate. Scusate ragazzi. Abbiamo perso qualcosina, ma non tanto, dai. Siamo allineati un po' così. Vediamo un po' le... Beh, lo scenario si lascia guardare tanto, eh. Dai che nel prossimo video ci gustiamo le piramidi. Non vedo l'ora, sinceramente. C'è qualche problema? No, ok. Ho visto l'aereo un po' vaneggiare invece. Ok. Non siamo messi benissimo, eh. Siamo troppo lenti, non capisco il perché. Ma speriamo bene. Sono un po' dubbioso però, eh. Facciamoci una foto con l'aereo un po' così. Ok. E adesso concentration solo sull'atterraggio. Ok, mi piace così. Vai. Speriamo bene, dai, che voglio vedere le piramidi nel prossimo video, non voglio cappellare, grazie. Anche la batteria scarica delle cuffie, scusate un attimo. No, va giù anche bene, però siamo proprio lì con la velocità. Comunque ho dovuto fare un bel po' in manuale la discesa perché mi ha avvertito di scendere ai 5000, secondo me più tardi di almeno 10 minuti, che non sono proprio pochissimi, ragazzi. Dai che ci siamo, raga. Alla fine stiamo atterrando e questo è quello che conta, però ora, cioè... vado in panicata, ragazzi. Vado in panicata. 400. 300. 200. 100. Ok. 60, 50, 40, 30, 20. Retard. Questo è stato un po' brusco.
Questo è stato un po' brusco. Vabbè, non possiamo sempre farlo perfetto, dai. Potevo farlo meglio, secondo me. Vabbè, dai, però andate, insomma. Poteva andare anche molto peggio, insomma, dai. Ok, ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Siamo arrivati anche al Cairo. La seconda tappa è andata incredibile. Ok. 120.1 for Q-7. Vabbè, i gate. 7 taxi to the gate. Ok. Q-7 taxi to gate Foxtrot 8 using taxiway Echo X-ray India Tango. Spero non sia troppo lunga. Cross runway 5 center Lima Tango Sierra. Ok. Taxiing to gate Foxtrot 8 using taxiway Echo X-ray India Tango. Neanche vicinissimi, raga. Cross runway 5 center Lima Tango Sierra Q-7. Adesso guardiamoci un attimo l'aeroporto. Allora, intanto qua chiudiamo sto qua. Ce l'abbiamo fatta, siamo al Cairo. Ripeto, la velocità del rollaggio è più veloce del normale, ma consentitemelo, sono ancora 3 ore, ragazzi, perché non vado avanti veloce, non è che vado a fare la simulazione rapida. Ho fatto tante cose intanto, però è bello che con sto PC riesco a editare il video, perché sto usando Pineco, sto usando comunque un programma un po' più professionale, diciamo, e intanto volo, cioè ho un po' di simulatore in attivo e comunque riesco riesco anche a editare, cioè non ho parole, figlio. Se non sbaglio l'aeroporto forse è fatto anche bene, perché vedo che registrando faccio un po' fatica, cioè fa fatica, diciamo che magari per avere tutto a super cannone è chiaro che ogni tanto ci può essere qualche piccolo calo di frame, comunque va dai 50 ai 40, cose incredibili, quindi ovviamente. Dopo lo so, per il discorso dei passeggeri devo spegnere il motore, queste cose qua, però sono tutte checklist che non ci sono, e mettermi a fare anche quello, quindi lasciatemi qualche licenza poetica, ragazzi, se no non è come, cioè se faccio tutto troppo professionale, non ci divertiamo, cazzo, cioè il vaneggio ci deve stare, perché il mio canale, anzi il nostro canale, non si è mai preso troppo sul serio, cioè lo sapete, se no cioè, finisce la magia del rincoglionimento gumendiano. E non va bene. Ok. Qualcuno mi ha chiesto se sono con l'X52 Professional, joystick e manetta della Logitech o Cytec, no, Logitech, forse prima era Cytec poi è diventata Logitech. No, mi si sta scaricando le cuffie, mi sta scaricando veloce, arriva il gate. Siamo quasi. Il prossimo volo partiamo dal Cairo a mezzogiorno. Al 90% la destinazione sarà, non ve lo dico. Però questo aeroporto si vede che, cioè, è fatto, è un aeroporto probabilmente di quelli della Premium Deluxe, penso, perché è anche pesantino, Facciamo qua il magheggio, ragazzi, perché sennò finisco domani. Ok, c'è qualche... Ok, Beppe. Ok. Adesso ho bisogno del mio amico, però...
Dai, Vecio. Dai. Ok. Perfetto, ciao. Andiamo all'esterna. Qua richiediamo tutto, almeno facciamo qualcosa. Vai. Bagali che non li troverà perché ce li perdiamo non so dove. Ground Q-Minda 7, could you please send the Poi sono da... cioè, Q-Minda 7 baggage is on the way. Ah, stanno arrivando, però io direi che devo scaricarli, però questo non l'hanno capito bene. Noi rifacciamo tutto, rifacciamo tutto. Ground Q-Minda 7, could you please connect? Tanto dobbiamo ripartire subito, quindi per la terza tappa, voglio dire. Q-Minda 7, the jetway is going to be connected. Comunque vi prometto che prima o poi farò la chiusura anche dell'aereo, tutto quanto, e poi farò queste cose. Promessa comendiana, ma andiamo per gradi. Intanto ci ho fatto l'orologio, il pushback giusto, o quantomeno più giusto di prima. Is on the road. Buono raga. Noi ci salutiamo con queste immagini stupende del Cairo. Seconda tappa andata. Un saluto dal comandone veneziano. Ciao!